Aveva 74 anni Don Elio Larese, figura carismatica della Chiesa bellunese, preside per oltre 20 anni del Liceo Lollino, educatore e canonico della Cattedrale di Belluno. Don Elio si è spento lo scorso marzo all'ospedale di Belluno dopo aver contratto il Covid e la sua morte improvvisa ha lasciato attonita l'intera comunità. Per perpetuare la sua memoria gli sarà dedicata una scuola che i volontari dell'associazione Insieme si può realizzeranno in Madagascar, dove un bambino su 3 non sa leggere né scrivere e dove l'istruzione è un lusso per pochi. L'istruzione è la chiave di sviluppo, è la chiave che fa cambiare il destino dei bambini del sud del mondo, come osserviamo che cambia il destino dei nostri ragazzi qui. L'impegno economico per la struttura si aggira attorno ai 50.000 euro, ma i costi potrebbero lievitare. Subito è scattata una gara di solidarietà a cui partecipa anche la rete della Camera di Commercio di Belluno Treviso, che stimolerà le imprese all'esercizio della responsabilità sociale. I lavori si prevede possano iniziare già nel prossimo mese di aprile. Siamo convinti che potremo riuscire a portare avanti questo progetto. Il fatto che l'importo possa essere raggiunto non ci lascerà comunque in secondo piano l'estrema trasparenza e contenimento dei costi, che è un po' il nostro stile.